Seven, nel numero di questa settimana. Tragico incidente sulla statale 107 a Rende. Perdono la vita 4 ragazzi. Sanità. Vibo Valencia. Manca anestesista. Il cesareo è rinviato. Neonato muore nel grembo della madre. Emergenza rifiuti. Sarà la regione a decidere il sito per la realizzazione dell'ecodistretto. Lavoro. La regione Calabria salva il Corap. 9 milioni di euro nei prossimi 3 anni per garantire gli stipendi. Questa è la Polo, nella quale viaggiavano i 4 giovani. Non c'è alcuna necessità di aggiungere parole. Le immagini, nella loro drammaticità, sono più che eloquenti. Accanto al rottame di quest'auto, eccola la Citroen, l'automobile nella quale c'erano i 2 ragazzi, che adesso si trovano ricoverati in gravi condizioni all'Annunziata di Cosenza. Anche qui 0 parole e 0 commenti. Queste invece sono le immagini girate domenica mattina. Cosa resta sull'asfalto? Le lacrime dei genitori e il dolore di un'intera comunità. Che cosa è successo in quei maledetti attimi? Forse non lo sapremo mai con certezza. Ciò che invece sappiamo è che Mario, Paolo, Ernesto ed Alessandro, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, non ci sono più, vittime di un destino tragico, come si dice in questi casi. Ma come si fa a dirlo ai genitori che è colpa del destino se i loro figli non torneranno più a casa? Il dolore è grande, troppo grande, insopportabile, lacerante, che corrode l'anima e spegne speranze e sogni. Oggi è il giorno delle preghiere e dell'addio, del pianto e del dolore inconsolabile. Le comunità di Cosenza e Rende, ristate a lutto, piangono 4 giovani vite, volate in cielo, in una tristissima notte del sabato sera. E su questo tratto di strada della statale 107 Paola Crotone, già interessato da gravi sinistri, che sabato sera si è verificato l'incidente che ha causato la morte dei 4 giovanissimi e il ferimento di altre 2 persone. È da qui che sono partite le prime chiamate al 118 per allertare i soccorsi. A raccogliere la richiesta di aiuto l'operatrice Francesca Guzzo, che ha gestito la prima fase degli interventi, permettendo ai mezzi più vicini di raggiungere in brevissimo tempo il luogo dell'impatto. Ho ricevuto la prima telefonata di un passante che segnalava questo incidente tra Saporito e la zona di Piano Monello, in cui comunque c'era questo incidente, i signori erano oltrepassati, avevano visto comunque una ragazza comunque a terra che si muoveva. Non avendo avuto altre notizie, ho mandato comunque in codice rosso le prime 2 ambulanze a seguire i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. A bordo di una delle ambulanze, l'equipe guidata dal medico Caterina Fiorentino, la scena che le si è presentata di fronte l'ha colpita profondamente. In casi come questi, l'esperienza e la professionalità non mettono al riparo dal provare forti emozioni e dolore per ciò che si vede. Ci siamo trovati in uno scenario orribile perché nell'immediatezza abbiamo capito che per i ragazzi non c'era più nulla da fare, ma cercavamo disperatamente di sentire un alito, un qualcosa, un segno di vita, ci illudevamo di poter trovare un segno di vita, ma così non è stato. Dall'altra macchina invece i pazienti erano gravissimi, per cui abbiamo allertato un'altra medicalizzata, è sopraggiunto il collega con un'altra ambulanza e ha preso l'altro giovane che comunque mi hanno riferito che è in rianimazione, sta molto male, e la signora che è balzata, il mio equipaggio ha preso praticamente la signora e l'hanno portata in pronto soccorso anche perché aveva fratture multiple. Un intervento difficile, quello dei medici e gli operatori, per tanti motivi, così come è stato complicato operare per i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dall'auto, una tragedia immane che ha lasciato uno strascico di sofferenza e di sgomento. Tra le più orribili perché erano molto giovani e perché comunque, guardi, le dico una cosa che ha dell'incredibile, di questa vicenda mi resterà l'odore giovane, non so, avevano questi profumini giovani tutti elegantissimi comunque perché era sabato sera. Un sabato sera dove non c'è stato per loro più una domenica e nessun altro giorno. Sì, questo sì, è forse tra le cose più brutte che
che uno che fa questo lavoro può vedere, nel pieno della vita stroncati in questo modo. L'apertura di questa settimana, ovviamente dedicata a questo servizio, a questo approfondimento circa la tragedia che ha sconvolto un'intera comunità, quella di Cosenza e di Rende, ma soprattutto anche che ha raggiunto tutti quanti i posti della Calabria, perché è stata veramente una tragedia di grandi dimensioni, 4 giovanissime vite spezzate durante un weekend, quello esattamente di sabato scorso, a cavallo con la domenica, mentre stavano rientrando a casa. Un incidente che ancora non ha delle dinamiche precise, su cui gli inquirenti ovviamente stanno lavorando per capire quelle che sono state poi le dinamiche, anche se ormai la verità è che 4 giovanissime vite che avevano appena concluso gli studi liceali e che si apprestavano a cominciare gli studi universitari non ci sono più. Tante le passioni, tanti i sogni che sono state spezzate in un tragico weekend a causa dell'asfalto reso viscido e poi probabilmente di quella che sarà la dinamica che qualcuno scoprirà, ma che non servirà a restituirci indietro questi 4 angeli che ci hanno lasciato per sempre. Un abbraccio quindi da parte della redazione di Seven, ma di tutta quanta la redazione giornalistica, alle famiglie di queste 4 giovani vite. Proseguiamo nel racconto di quelle che poi sono state le notizie principali di questa settimana e ovviamente uno dei temi caldi che trattiamo continuamente perché è veramente un buco nero per quello che riguarda la nostra regione. Parliamo ovviamente della sanità. E c'è un accadimento, un fatto che è successo all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia, perché una donna si era presentata al pronto soccorso perché pensava di dover partorire. È stata rinviato questo suo intervento perché mancavano gli anestesisti. Bene, la donna torna col marito in ospedale, ma il bimbo in grembo era già morto. Proprio nel giorno del Consiglio Comunale aperto, proprio nel giorno in cui il sindaco ha chiamato a raccolta esponenti politici ed operatori per discutere del delicato tema della sanità sul territorio, con particolare riferimento alla costruzione del nuovo ospedale, nel vecchio Iazzolino si consuma un nuovo dramma. Una donna di 32 anni al 9 mese di gravidanza ha perso il bambino che aveva in grembo e il marito ha perso la testa. Nel reparto di ostetricia dell'ospedale ha cominciato a colpire la porta d'ingresso con calci e pugni, invendo contro le ostetriche e le infermiere, al punto che si è reso necessario l'intervento degli agenti della squadra mobile che hanno informato di quanto accaduto la Procura della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, alla 39esima settimana, questa mattina si è presentata al pronto soccorso e dal tracciato è emerso che il feto era morto. Nei giorni scorsi i ginecologi che avevano visitato la donna avevano concordato la necessità di un parto cesareo programmato per la settimana successiva per mancanza al momento di anestesisti. Questa mattina il dramma è tutto ciò che ne è conseguito, mentre nel reparto, tra confusione e disperazione, l'arrivo di parenti ed amici e quella del parroco, che sin dall'inizio ha seguito la giovane coppia residente a Favelloni, giunto per dare conforto allo sconforto della madre. Un sacerdote ad una madre in questa cosa può aver detto? Solo questo, non vogliamo leggere. Niente, l'ho solo accarezzata, basta. E quindi in questi casi diventa difficile poter poi fare un commento a margine. Il giornalismo in ogni caso vi deve restituire quelle che sono le notizie. Certo è che a veder lavorare agli ospedali nelle condizioni in cui tantissimi medici, ma anche il personale paramedico, gli OSS e tutti quanti si trovano a lavorare quotidianamente, perché ve l'abbiamo raccontato, nelle scorse settimane mancano 5.000 unità lavorative per la sanità in Calabria, nonostante poi i nosocomi numerosissimi chiusi e quindi c'è una mappatura geografica, ma per quello che c'è, per il reale, il fotografato, mancano 5.000 persone. E allora succedono i problemi, perché nella scorsa settimana siamo passati da Cosenza, ma questa settimana invece arriviamo alla Lamezia perché mancano i medici e le visite prenotate da mesi vengono annullate. Questa volta le disavventure dei pazienti riguardano l'ospedale di Lamezia Terme e vengono segnalate dal Comitato Malati Cronici dell'Ametino, che ha raccolto la denuncia di alcuni utenti in attesa di sottoporsi a una visita cardiologica. A quanto pare, pazienti che avevano effettuato la prenotazione presso l'ospedale cittadino molti mesi prima, una volta giunti in ambulatorio, dopo una regolare attesa, si sono sentiti dire che la visita non sarebbe stata eseguita per mancanza di medici. Giuseppe Gigliotti, presidente del Comitato Malati Cronici dell'Ametino, riferisce che nessuno si è preso la briga di avvisare i pazienti, né la direzione sanitaria si è minimamente preoccupata di dirottarli verso ambulatori esterni convenzionati, per come la legge prescrive. Chiude le liste d'attesa, affermano dal Comitato,
Stato. È un reato rimandare i pazienti al CUP per riprenotare un'altra visita per non si sa quando né dove, è una mancanza di rispetto. Chiaro è che ci piacerebbe, al netto di quelli che poi sono stati gli accadimenti per quello che riguardano gli scenari politici prossimi venturi e quindi il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Calabria con i candidati che alcuni sono convinti di avere delle coalizioni dietro, sappiamo invece che qualcuno perde pezzi, come per esempio la Lega che si dissocia dal patto di ferro con il centrodestra e non vuole candidare Occhiuto, ma dall'altra c'è un PD che va contro ovviamente Oliverio che vorrebbe essere ricandidato, poi c'è anche il terzo candidato che dovrebbe essere Carlo Tanzi. A noi piacerebbe in ogni caso a candidature ufficializzate che qualcuno esprimesse a lettere cubitali e chiare quali sono le intenzioni circa il ripristino di un sistema sanitario efficiente e che possa aiutare il cittadino anche nella nostra regione. Il diritto alla sanità è qualcosa di importante scritto nella nostra Costituzione in questa nazione, che tutti quanti possono avere accesso alle cure, a prescindere dallo stato di economia in cui versano. Però è importante che i servizi possano essere erogati e che siano dei servizi efficaci di qualità per tutti quanti, appunto. Cambiamo argomento e apriamo la pagina che riguarda un'altra annosa preoccupazione che i calabresi hanno, che è quella circa l'emergenza rifiuti, un po' in tutta la Calabria. Parliamo in particolare per quello che riguarda Cosenza e la provincia cosentina, perché la Regione ha deciso che sarà lei proprio ad occuparsi del rilevamento e quindi della decisione sul sito perché possa avvenire ovviamente la realizzazione dell'ecodistretto. Sarà la Regione a scegliere il sito dove sorgerà l'ecodistretto in provincia di Cosenza, è quanto emerso da un incontro che si è svolto alla cittadella regionale a cui ha preso parte, oltre all'assessore all'ambiente Antonella Rizzo, anche il presidente del lato Cosenza, il sindaco di Rende Marcello Manna. L'impianto moderno per lo smaltimento dei rifiuti sarà realizzato, le risorse, 42 milioni di euro, sono state già stanziate, ma dove collocarlo nessuno lo vuole, eppure, secondo gli amministratori e gli addetti ai lavori, è l'unica soluzione all'emergenza. Nei mesi scorsi si è provato in interminabili riunioni a ragionare con i sindaci. Morano Calabro aveva dato l'ok, poi le proteste sul territorio hanno costretto la giunta comunale guidata da Niccolò De Bartolo a fare marcia indietro. Fino a giugno sarà in vigore l'ordinanza regionale che ha predisposto il sopralzo, cioè l'aggiunta di conferimenti di spazzatura in alcune discariche, quali quella di Cassano nel Cosentino e Columbra nel Crotonese, territorio quest'ultimo in cui continuano a registrarsi vibrate proteste. È corsa dunque contro il tempo per trovare una soluzione definitiva, ma questo è solo uno dei livelli di un problema più ampio. Nella provincia Abruzia, infatti, su 9 milioni e 300 mila euro di debito si è pagato nel 2019 solo 1 milione e 400 mila euro, restano da versare 8 milioni di euro. Tra i comuni morosi ci sono Cosenza e Corigliano Rossano. Anche su questo fronte la Regione ha scelto la linea dura, bloccando di fatto i conferimenti nelle discariche di tutti gli enti territoriali che risultano morosi. Per loro da oggi stop ai conferimenti alla Calabria Maceri di Rende o negli altri siti finora usati. Gli impianti sono insufficienti, ha detto il sindaco di Rende, facendo sapere che si chiederà un incontro con il ministro dell'ambiente. In attesa che questo incontro avvenga, approfondiamo con un servizio il ritiro delle deleghe da parte della Regione, perché i comuni morosi si troveranno ovviamente a non poter conferire in discarica i rifiuti. I camion in fila bloccati dinanzi ai cancelli della Calabria Maceri a Rende. Sugli sportelli il nome del municipio di provenienza: Castiglione Cosentino, Fagnano Castello, Aiello Calabro e San Martino di Finita. Tutti, dicono gli operatori, in regola con i pagamenti. Dovrebbero dunque poter conferire i rifiuti, invece si ritrovano a dover aspettare un'attesa lunga ore. Lei da quanto tempo è qui? Dalle 6:30 stamattina. Qual è il comune? Fagnano Castello.
Lei deve scaricare l'umido e l'indifferenziato, il problema è per quello. L'indifferenziato sì, però ci hanno detto che di aspettare perché può darsi come pagamento, però il comune ci ha detto che è tutto a posto. Aspettiamo la regione che ci dà il via per scaricare. Ieri è stata la stessa cosa? No, ieri noi non abbiamo scaricato. Abbiamo scaricato l'altro giorno, però siamo tornati indietro pure. In Regione, come previsto, è in corso un vertice con i comuni e i gestori. Il rischio blackout è alto. Lato di Cosenza un debito di 9 milioni di euro, ne ha incassati soltanto 1,5 milioni. Come fare? Tra le proposte per i comuni in dissesto o predissesto, la richiesta di un intervento da parte del governo centrale. Domani intanto sui rifiuti Consiglio Comunale aperto a Rende. Una fumata bianca, ma a condizione che i comuni facciano presto la propria parte, seppur in misura ridotta. Si è chiusa così la riunione sulla questione dei rifiuti tra l'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo, i rappresentanti dell'ufficio di presidenza del Lato e i gestori degli impianti di trattamento. Il ritiro della delega da parte della regione, causato dal mancato versamento dell'80% dei pagamenti, aveva imposto lo stop al conferimento dei rifiuti negli impianti privati, come quello di Calabra Maceri e Rende. Crescenzo Pellegrino spiega l'opportunità concessa al termine dell'incontro. Il contratto sottoscritto con l'Ato e che prevede che sia la Regione a pagare in forza dei comuni, prevedeva appunto che al ritiro della delega da parte della Regione il nostro contratto si chiudesse. C'è stata una riunione oggi in Regione dove c'è stato un'apertura ulteriore della Regione nei confronti dei comuni del Lato. Praticamente il limite che prima era fissato all'80% del pagamento delle somme al primo semestre del 2019, la quota è stata, perché la Regione faccia marcia indietro e quindi ritorni ad attivare la delega, è passata dall'80 al 50%. Questo in soldoni significa chiaramente che se entro lunedì i comuni avranno versato complessivamente 4.700.000 euro a fronte dei 9,4, che è praticamente il costo sostenuto fino al 30 di giugno, la Regione riattiva la delega. Se questa evenienza non dovesse materializzarsi, la Regione conferma il discorso del ritiro della delega. E rispetto a questa apertura ci è stato chiesto di dare modo ai comuni di scaricare i rifiuti, e noi da domani, chiaramente con le capacità tecniche di cui saremo capaci, perché è chiaro che adesso bisogna recuperare 3 giorni, noi daremo modo di scaricare i rifiuti. Quindi per stare per appunto sul pezzo, le parole di Pellegrino sono chiarissime. C'è stata una deroga da parte della Regione, ha chiesto quindi a Calabra Maceri di autorizzare il conferimento dei rifiuti, ma ciò verrà interrotto se infatti entro lunedì i comuni morosi non verseranno il 50% di un debito che è diventato importante. Stiamo parlando sempre delle quote che dovevano versare al 30 giugno scorso. Cambiamo argomento e parliamo di lavoro. Ci siamo occupati negli scorsi numeri di Seven dei lavoratori, di tanti lavoratori, ma in particolare anche di quelli del Corap, che hanno protestato perché vedevano vanificare tutti quanti gli sforzi e soprattutto non sapevano che indirizzo e che direzione avrebbe avuto il loro futuro dal punto di vista professionale e lavorativo. Ebbene, la Regione Calabria stanzia 9 milioni di euro per i prossimi 3 anni atti a tutelare e a garantire gli stipendi per l'appunto dei lavoratori del Corap. Il Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, versa in uno stato di crisi profonda, 90 milioni di euro di debiti e lo spettro dello scioglimento. La Regione ha deciso di stanziare 9 milioni di euro fino al 2021, per essere esatti 3 milioni l'anno destinati agli stipendi dei dipendenti, lavoratori che hanno incontrato a Catanzaro il presidente Oliverio. I capisaldi di questa nuova legge devono essere la salvaguardia dell'occupazione e appunto la tutela della continuità delle funzioni nelle politiche industriali, e successivamente si tratterà poi alla luce di quelli che sono i contenuti della legge che verrà approvata, si tratterà di operare di conseguenza, a partire dal fatto che
giustamente i dipendenti, i lavoratori reclamano il pagamento degli stipendi e io aggiungo la garanzia di servizi fondamentali a partire da quello della depurazione, che in alcune realtà vede il Corap impegnato in prima linea. Oggi il Corap è commissariato, una situazione drammatica, ma come si è arrivati al tracollo economico? Col primo bilancio del Corap del 2016 i debiti erano 80 milioni di euro, il che rispecchia un po' la montagna dei debiti che arrivano dalle 5 ASI calabresi. Ovviamente stiamo cercando anche di revisionare i dati di bilancio, tuttavia quello che preoccupa non è soltanto la montagna dei debiti, ma le perdite che si sono accumulate, che superano gli oltre 40 milioni, e questo impone una immediata, ristrutturazione dell'ente. Una ristrutturazione dell'ente, perché se è vero che c'è gente che ha bisogno di avere garantito il diritto e il posto di lavoro, è vero anche che comunque questo deve essere una struttura funzionale a quelle che sono le attività strategiche nel settore, per l'appunto della Regione Calabria. Tante sono le emergenze lavorative, ne abbiamo parlato, dagli OSS, soprattutto riferite alla sanità, gente che rischia di perdere il posto, a concorsi che non vengono banditi, a tante esigenze, ma pensate che il paradosso è che per chi ha il lavoro non riesce a volte a tenerselo, perché la notizia prossima con cui chiudiamo questo numero è relativa a un insegnante di Reggio Calabria che per ben un anno ha finto di avere una grave malattia per non andare a lavorare. Gli sono stati sequestrati ovviamente gli stipendi dell'intero anno. Era stato assunto come docente in una scuola in provincia di Vicenza con un contratto a tempo determinato dall'ottobre 2018 al giugno 2019, ma il prof risultava sempre ammalato e così di fatto non ha mai prestato servizio in quella scuola così lontana da casa. Protagonista un 36enne reggino, la malattia era farlocca, lo stipendio invece quello no, e l'insegnante malato immaginario ha continuato ad intascarlo senza aver lavorato neanche un giorno. Il docente giustificava le sue ininterrotte assenze con certificati medici attestanti una patologia grave che necessitava di una terapia salvavita, ma l'Istituto Scolastico Veneto ha segnalato la vicenda. Sono state avviate le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria e condotta dalle Fiamme Gialle. È stato così scoperto la falsità del certificato medico madre, apparentemente rilasciato da un ospedale di Reggio Calabria, che attestava la presunta grave patologia. L'uomo avrebbe presentato al proprio medico curante documentazione sanitaria falsa. Il medico, sulla base di tale apparente quadro clinico compromesso, produceva e trasmetteva telematicamente all'Istituto Vicentino tutti i successivi certificati medici attestanti la necessità di terapie salvavita. E così il furbetto è riuscito per un anno a percepire lo stipendio rimanendo a casa. La Procura adesso ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza anche nella forma per equivalente delle somme indebitamente percepite. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri reggini. L'insegnante è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni. Certamente è un servizio che non merita nemmeno di essere commentato. Siamo giunti al termine di questo numero di Seven. Vi abbiamo raccontato, o almeno comunque abbiamo provato a raccontarvi quelle che sono state le notizie principali che hanno segnato gli accadimenti di questa nostra regione dal punto di vista della sanità, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista di quelli che poi sono i fatti politici che caratterizzano il nostro vivere quotidiano in questa nostra terra. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ringraziamo ovviamente la redazione giornalistica tutta e Attilio Sabato che è il direttore responsabile, ma il nostro regista che è Luca Chito e Piero Arena che si occupa anche del nostro studio, ma soprattutto voi che attraverso gli attestati di gradimento e di stima rispetto al nostro settimanale ogni giorno cercate di farci pervenire la vostra vicinanza e il vostro appunto stare con noi, perché questo è il 10 TEN, il canale dell'informazione. Non cambiate canale.